La Corte Costituzionale impugna la delibera della Regione Veneto sull'utilizzo dei medici in pensione. La Giunta di Palazzo Balbi rilancia annunciando una nuova delibera. Questo accade spesso perché solo chi non lavora non ha leggi impugnate e noi continueremo a difendere come abbiamo sempre fatto. Ne abbiamo difesa una che poi ha dato vita a una rivoluzione, che è quella dell'autonomia. Ce l'avevano impugnata dicendo che non si poteva fare il referendum. Alla fine la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Difenderemo anche questa dimostrando che la legge che abbiamo fatto è una legge giusta. Non posso enunciare nei termini della delibera, però parlerà ovviamente di medici e cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese, perché mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia, e cercheremo di forzare un po' il fronte con una delibera che parlerà di nuove assunzioni. I medici anche negli ospedali veneti mancano, 36 nell'US 2 Trevigiana tra ginecologi, anestesisti, pediatri e ortopedici. I concorsi sono indetti ma sono disertati. L'azienda sanitaria trevigiana ha investito 1,5 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza, avendo ricevuto l'autorizzazione dalla Regione di far splafonare i medici in organico le prestazioni in libera professione e ricorrendo a liberi professionisti. Il tema ha tenuto banco anche nel corso dell'inaugurazione del primo centro di riferimento per le stomie al Cafoncello di Treviso. Abbiamo fatto diversi avvisi pubblici che sono andati a vuoto. Io mi auguro di poter veramente chiudere questa vicenda, perché abbiamo tutte le autorizzazioni regionali, addirittura ci hanno autorizzato nell'anno 2019 di extra turnover, per cui medici, quindi sopra la dotazione organica, io spero di trovarli. In questo modo risponderemo alle liste d'attesa sia degli interventi specialistici che chirurgici, sia ovviamente anche le esigenze della presa in carico del paziente, in modo tale che il rapporto medico-paziente torni come una volta ad essere molto forte. Resta da valutare l'ipotesi dell'incentivo di uno stipendio più corposo. Questo è l'altro grande problema, nel senso che il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha. Voglio anche ricordare che non è che il medico viene pagato quella cifra perché Zaia vuole quella cifra, c'è un contratto nazionale da rispettare, magari potessimo, se ci dessero l'autonomia potremmo anche farci contratti impropri. Ricordo però che l'organico dei medici degli ospedali del Veneto, dei nostri 68 ospedali, è diminuito su 11.000 unità, è diminuito di 250 unità in questi anni. Fumata nera infine per il ruolo di commissario in Sardegna del segretario generale della Sanità Veneta Domenico Mantuan. Resta in regione nonostante la delibera dell'omologo di Zaia di bandiera leghista.